benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Regione trattata come un bancomat, durissima la relazione del presidente della commissione antimafia Cracolici. Intanto sequestrati 80.000 euro in contanti a Cuffaro trovati in una cassaforte segreta. L'opposizione chiede la decuffarizzazione della Sicilia. Malato oncologico abbandonato per 18 ore sulla sedia a rotelle all'ospedale Umberto I di Siracusa, la denuncia della figlia. Acqua non potabile, discariche e autobus lumata, i disagi dei residenti di Vaccarizzo. Diventa deserto, si svuota d'inverno e i residenti si sentono abbandonati. La Sicilia conferma l'estate di San Martino, accompagnando con una giornata di sole la tradizione che vuole a tavola castagne, salsicce e vino. La Ferrovia dei Templi, un treno d'epoca, si trasforma in teatro viaggiante. Tra Agrigento e Porto Empedocle, attori e musica fanno rivivere le atmosfere dell'antica Girgenti. A Palazzo Reale di Palermo in mostra la scultura del Cristo risorto di Michelangelo, l'artista che si disperò per un difetto della statua. Calcio, il Catania da solo al comando, il pari senza reti tra Salernitana e Crotone regala il primato solitario ai rossazzurri, attesi sabato dalla trasferta di Casarano. L'inchiesta su sanità e appalti è stata al centro della relazione annuale della Commissione antimafia regionale. Durissime le parole del presidente Cracolici, secondo cui il condizionamento della vita pubblica è ancora più ampio di quello fin qui emerso. Regione, ha detto, trattata come un bancomat. Della De Barbagallo. Siamo sicuri che le questioni di queste ore riguardino solo Cuffaro e il suo sistema? Così il presidente dell'antimafia siciliana Antonello Cracolici nella relazione annuale sull'attività della Commissione parlamentare all'Assemblea siciliana. La magistratura nella sua attività di investigazione parla di un sistema diffuso e articolato di corruzione. Quindi temo che ci dobbiamo aspettare anche altro. Il presidente Schifani ha rimosso la Democrazia Cristiana dalla sua maggioranza. Io credo che serva ancora altro. Oggi la corruzione non è soltanto lo scambio di denaro, specifica Cracolici. Ma è anche la possibilità di controllare subappalti, posti di lavoro, quel potere di condizionamento che attraverso l'utilizzo delle risorse pubbliche, in fondo la regione siciliana è vissuta da tanti predatori come un bancomat da cui prelevare il più possibile e in ogni modo risorse pubbliche. Questa assemblea, incalza Cracolici, non può girare la faccia di fronte a una tempesta che mina la credibilità stessa della regione. Intanto sono stati trovati 80.000 euro in contanti in una cassaforte segreta di Cuffaro, mentre sono cominciati gli interrogatori degli indagati. Scatta il sequestro di 80.000 euro in contanti nell'ambito dell'inchiesta sui presunti appalti truccati in Sicilia. I carabinieri del Ross li hanno trovati nella cassaforte di casa di Toto Cuffaro a Palermo, ma anche in parte conservati nella villa di San Michele di Ganzaria, nella disponibilità dell'ex presidente della regione. Il sequestro viene reso noto nel giorno dei primi interrogatori, che fanno registrare qualche ammissione, ma anche le prime accuse respinte con forza, mentre addirittura uno degli indagati potrebbe uscire di scena dopo essere stato ascoltato. I convocati oggi erano 8, esiti diversi sono emersi dai primi 5 interrogatori. Argomento del giorno i lavori per circa 17 milioni di euro assegnati dall'ASP di Siracusa alla Zusman SRL attraverso una serie di appalti ponte. Ha respinto le accuse Ferdinando Aiello, che viene indicato come colui che faceva le pressioni per pilotare l'aggiudicazione della gara. Avrebbe invece fatto qualche timida ammissione, ma negando di aver avuto un ruolo nella vicenda corruttiva, la RUP, ovvero il funzionario incaricato della gara Giuseppa Di Mauro. Potrebbe invece uscire di scena Vito Fazzino, il back manager dell'azienda ASP di Siracusa. Il funzionario ha risposto a tutte le domande postegli e avrebbe convinto la procura di Palermo, tanto che alla fine dell'interrogatorio la pubblica accusa avrebbe chiesto la revoca dell'istanza di arresti domiciliari e sospensione dei pubblici uffici. Intanto le opposizioni scendono ancora in piazza con lo slogan "Decuffarizziamo la Sicilia". Marco Gullà.
Decuffarizziamo la Sicilia è lo slogan del sit-in di protesta di oggi pomeriggio davanti a Palazzo d'Orleans. A promuoverlo Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e le altre forze di opposizione riunite nel fronte alternativo progressista. Una manifestazione nata per denunciare il clima di degrado politico e morale che secondo i promotori attraversa la regione siciliana alla luce dell'ultima inchiesta su sanità e appalti. Schifani deve dimettersi e restituire la parola ai siciliani. C'è un governo della regione che non è più credibile, a partire dal metodo, tutti questi fatti gravissimi, perché purtroppo ancora una volta la procura è arrivata prima della politica, sono accaduti sotto gli occhi di Schifani. Questo governo di destra è oramai fallito. Schifani può rimanere anche seduto sulla sua poltrona, ancorato al potere, ma oramai è giunto al capolinea. Noi come forze alternative a questo governo vogliamo dare speranza ai siciliani, un'alternativa possibile esiste. Chieste anche le dimissioni da parte del governatore Renato Schifani. Si è persa ogni credibilità della politica e ovviamente Totò Schifani, così come l'abbiamo chiamato oggi, non ha il coraggio di rendersi conto che il vero problema non è semplicemente il passo indietro della DC o di mettere in direzione della CC, deve avere il coraggio di andare a casa lui, perché a capo di questa amministrazione fallimentare c'è solo un nome, Totò Schifani, e quindi questa piazza unita, perché oggi le opposizioni dimostrano che sul tema della moralità non fanno un passo indietro ma fanno 10 passi avanti. Cambiamo argomento, un incendio è divampato per causa in corso di accertamento nel complesso fieristico Le Ciminiere di Viale Africa a Catania. Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco. Nella zona interessata dalle fiamme sono in corso lavori di manutenzione straordinaria. Quando è divampato il rogo erano presenti alcuni operai, ma a quanto pare nessuno di loro risulta ferito o intossicato. Per 18 ore lasciato sulla sedia a rotelle al pronto soccorso dell'ospedale di Siracusa, il calvario vissuto da un uomo malato di tumore, la denuncia della figlia. Francesco Aloi. Accompagnare il padre in ospedale e vederlo uscire nella bara dopo aver attraversato un calvario. È una brutta storia vissuta qui all'ospedale Umberto I di Siracusa. L'uomo aveva un tumore inoperabile diagnosticato a Trapani e gli ultimi giorni della sua vita li ha vissuti qui così. Come dice la figlia Patrizia, per 18 ore al pronto soccorso su una sedia nella sala d'attesa. Per la prima visita ha dovuto aspettare ben 5 ore. Poi, per andare a fare la radiografia, ad accompagnarlo è stata la figlia, a piedi, senza sedia a rotelle. La mattina dopo, tornata al pronto soccorso, il padre era ancora lì, perché nei reparti non c'erano posti liberi. Dopo però viene trasferito in ortopedia, poi in geriatria, in una stanza con 4 donne. Nel frattempo arriva la diagnosi di scompenso cardiaco e polmonite e nel giro di una settimana l'uomo muore. Un calvario, un percorso terribile e doloroso, così come lo definisce Patrizia, che adesso chiede una cosa, che nei reparti ci sia più umanità e meno freddezza verso chi sta male. Acqua non potabile, discariche e autobus lumaca. Oggi vi mostriamo la realtà di Vaccarizzo che d'inverno si svuota dei suoi villeggianti. Sentiamo Tonino De Mana. Se Atene piange, Sparta non ride. Se in alcuni quartieri di Catania si attendono 30-60 minuti per un autobus, a Vaccarizzo va anche peggio. Confermate fantasma, segno evidente che da queste parti il mezzo pubblico non è di moda. Pensiline fatiscenti circondate dalla fitta vegetazione che ricopre anche la segnaletica stradale. E se in inverno la popolazione diminuisce in modo considerevole, è altrettanto vero, però, che bisogna garantire servizi. Siamo totalmente abbandonati. L'autobus che doveva andare fino a fare il giro di tutta la collina, adesso lo fa solo per un pezzetto. E poi il problema più grosso è l'acqua, che da una vita abbiamo l'acqua non potabile. Ne prende atto il consigliere della sesta municipalità Iannone, che rincara la dose e punta il dito contro l'amministrazione centrale. Pensate che nel 2024 feci una mozione appunto per il terminal Vaccarizzo, quella zona che è importantissima per giovani lavoratori, per anziani, genitori che accompagnano i bambini a scuola, gente che non può permettersi un mezzo proprio e che appunto fa riferimento sui
servizi di trasporti pubblici. L'amministrazione centrale deve farsi carico delle proprie responsabilità, anche qui sono cittadini di Catania. Siamo lontani da Catania, ma anche qui resiste una pessima abitudine, quella di scaricare rifiuti di ogni tipo. La discarica che vedete in queste immagini non è in una strada secondaria, ma si trova a ridosso della statale 114 Orientale Sicula. Non si spiega e soprattutto non si capisce come gli incivili di turno possano fermarsi, scaricare ed andare via indisturbati, creando un danno ambientale non indifferente. L'oasi del Simeto è ad un passo, lì la natura è protetta. Ma da chi? A Messina nel 2018 furono chiuse tutte le scuole per rischio sismico, oggi la ristrutturazione di 97 istituti con 85 milioni di euro spesi dall'amministrazione comunale. Francesco Triolo. Da 7 scuole su 104 in possesso del certificato di vulnerabilità sismica nel 2018 a progetti per oltre 84 milioni di euro con cui mettere in sicurezza e rifunzionalizzare altri 97 plessi. È tempo di bilanci sull'edilizia scolastica per il comune di Messina, che ha ripercorso quanto fatto da quando il colore politico di Palazzo Zanca è quello di Catenò De Luca, che nel 2018 con una ordinanza shock il 3 agosto chiuse tutte le scuole senza certificazione sismica. Oggi, dopo un lavoro puntuale, tutti e 104 gli edifici hanno la valutazione di vulnerabilità sismica. Dice bene, 5 edifici sono stati già consegnati, da qui a breve avremo ulteriori consegne relativamente a tutta un'altra serie di lavori che si stanno svolgendo, altrettanti stanno partendo in termini di appalto. In 3 anni è stato fatto il lavoro che non era stato fatto in 20 anni, hanno detto il sindaco Basile e il leader di Sud Chiama Nord, grazie anche all'assegnazione comune di risorse importanti da parte del MIUR. Abbiamo speso ad oggi circa 80 milioni di euro, 85, insomma questo è l'ordine di grandezza. Credo che per avere un parco edilizio totalmente efficiente ce ne vogliono altrettanti per poter chiudere la partita in maniera complessiva, quindi non parlo soltanto di attività di adeguamento / miglioramento sismico, ma parlo attività di rifunzionalizzazione dell'edilizia scolastica nel suo complesso. La Sicilia ha confermato l'estate di San Martino accompagnando con una giornata di sole la tradizione che vuole a tavola castagne, salsiccia e vino. Castagne, salsiccia e calicette. Calicette verdura. Vabbè. Si è scordato una cosa. Di che? Da bere? Il vino. Quello che ci piace, non ci piace no. Così vuole la tradizione, piatti semplici e rustici accompagnati dall'immancabile vino novello, una cultura antica che unisce cibo e convivialità. Cosa si mangia oggi? Oggi, ora o stesso, appena arriviamo a casa. La città di Catania già dalle prime ore della giornata è ricoperta da una coltre di nebbia, caldarrostai in ogni angolo e castagne già pronte. Seguite la tradizione? Ma sì, stamattina dicevo, che fa, prendiamo un po' di castagne? La giornata pare essere veramente mantenere insomma quello che è il detto di San Martino, quindi veramente una giornata d'estate. La tradizione dell'estate di San Martino, legata a un'antica leggenda, celebra intorno all'11 novembre il ritorno di una piccola estate, anche se in Sicilia la bella stagione dura quasi tutto l'anno. Sulle tavole dei siciliani vincono le castagne, anche se questa occasione immancabile per alcuni sembra essere dimenticata dai più giovani. Che giorno siamo? Il 10, 11? 11 novembre? Ah, io non ci ho pensato a questa cosa. È pane e vino, no? No! San Martino? No. Campanaro? San Martino, castagne e vino, si dice così, anche se c'è sempre tempo per un fuori menù. Immagino. Mangio le castagne e ne bevo vino, quindi per me non è una festa. Niente. Cosa mangerà oggi, giusto per saperlo così, per farci i fatti suoi? La sogliola con dell'insalata. Un sogno davvero. Presentato il calendario dei Carabinieri, una pubblicazione che da oltre 90 anni accompagna la storia e l'evoluzione dell'Arma. Simona Mazzone.
Il calendario dei Carabinieri è una pubblicazione che da oltre 90 anni accompagna la storia e l'evoluzione dell'arma, divenendo nel tempo un vero e proprio oggetto da collezione, simbolo di tradizione e identità. Le tavole sono state realizzate dall'artista Luigi René Valeno con i testi di Aldo Cazzullo, Maurizio De Giovanni e Massimo Lugli. La presentazione ufficiale in contemporanea nei comandi provinciali. Qui siamo a Catania, dove il generale Altavilla ha accolto la stampa. Un calendario che ripropone l'iniziativa ormai storica, che è quella di diffondere un documento che giunga in tutte le case e che arrivi alle corde del cuore. È un calendario che è pregiato nella veste grafica, ma non di meno nei contenuti. È un calendario che racconta storie di vita quotidiana, interventi di carabinieri che si mescolano alla gente comune e che affiancano la gente comune nella soluzione di problemi di tutti i giorni. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco con altre notizie per andare a scoprire fra l'altro una meravigliosa opera d'arte. A tra poco. Sulla Ferrovia dei Templi un treno d'epoca si trasforma in teatro viaggiante. Tra Agrigento e Porto Empedocle, attori e musica fanno rivivere le atmosfere della Girgenti di un tempo. Davide Sardo. Sulla Ferrovia dei Templi è andato in scena un viaggio unico tra teatro e memoria. Un treno d'epoca trasformato in palcoscenico viaggiante, dove storia e letteratura hanno preso vita tra Agrigento e Porto Empedocle. A bordo delle storiche vetture terrazzini degli anni 30, il pubblico ha vissuto uno spettacolo immersivo e suggestivo che ha unito parola, musica e interpretazione. Luogo che ha ispirato grandi e illustri scrittori come Luigi Pirandello nella sua novella famosissima Il treno affischiato. Allora abbiamo cercato sui passi di illustri scrittori di calcare questo treno, di trasformarlo in un teatro e percorrere il viaggio attraverso la Valle dei Templi fino a Porto Empedocle, partendo da Girgenti, Agrigento, riportando indietro i personaggi dagli anni 20 e 40 e riportandoli agli spettatori di oggi, i viaggiatori contemporanei. Gli attori hanno accompagnato i viaggiatori in un percorso emozionale tra stazioni, binari e ricordi. Poi questo connubio di arte, poesia, musica e ambiente è veramente un'eccellenza. Benissimo, una bella esperienza da suggerire e da proporre, perché è davvero bello. Sono bravissimi gli artisti, è bella l'esperienza, belli i paesaggi, davvero molto bello. La grande stazione di Porto Empedocle centrale e la Ferrovia dei Templi si confermano così luoghi d'arte e cultura, dove il treno diventa emozione e racconto. In mostra a Palazzo Reale di Palermo la straordinaria scultura del Cristo risorto di Michelangelo. C'è una particolarità in questa opera, vediamo quale, con Marco Gullà. Eccolo a Palazzo Reale a Palermo il Cristo risorto Portacroce Giustiniani, una delle grandi opere di Michelangelo. La sua storia e la sua attribuzione hanno da sempre generato un grande interesse tra gli studiosi. Quella vena nera sul volto, un difetto naturale del marmo, apparse agli occhi di Michelangelo come una grave imperfezione, a tal punto da indurlo a non completare l'opera. Oggi invece è considerato uno dei capolavori della scultura rinascimentale e rappresenta un importante esempio dell'arte del divino. Significa che c'è una particolare attenzione, tantissime collaborazioni con enti, così come è stato in passato per Picasso o altre collaborazioni, come ad esempio mi viene di pensare alla Pinacoteca di Brera insieme al direttore Angelo Crespi. Credo che il livello della fondazione sia sempre più alto. È un Cristo neoplatonico quello di Michelangelo, radioso, esteticamente sublime, che illumina e guarisce ogni ferita e pena dell'umanità. Quest'opera ha vissuto una vicenda molto singolare, direi unica nella storia dell'arte, perché di fatto è rimasta negletta agli studi fino agli anni 90 del secolo scorso e francamente è la prima volta che un'opera così importante diciamo così, ha subito una fortuna così tarda. La straordinaria scultura in marmo sarà fruibile al pubblico dal 13 novembre. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva e con il Catania che è in vetta alla classifica tra poco.
Passiamo al calcio. Il pareggio tra Salernitana e Crotone di ieri sera nel posticipo lascia il primo posto in classifica in solitaria al Catania, atteso sabato all'insidiosa trasferta di Casarano. Francesco Triolo. E adesso il Catania non vuole mollarlo più. È il primo posto da ieri, casa dei rossazzurri, dopo il pareggio nel posticipo della Salernitana in casa contro il Crotone. 1-0 che lascia la squadra in Mimmo Toscano in vetta alla classifica con un punto di vantaggio proprio sui campani, con cui già nelle previsioni della vigilia si sta costruendo il duello del campionato per la vittoria finale. Il successo sull'Altamura ha rappresentato un momento importante per il cammino del Catania, un bivio quasi spartiacque per la crescita dell'intero gruppo, la cui compattezza è testimoniata anche dalla foto finale con le maglie di Aloy e Chilafi. Una partita giocata in maniera perfetta, accorti nel non scoprirsi, senza frenesia, capendo quale fosse il momento giusto per colpire l'avversario. Ecco perché i 3 punti contro l'Altamura vanno oltre la classifica. Cresce l'autostima e da ieri sera anche l'entusiasmo per squadra ed ambiente. Sabato si va a Casarano contro un avversario, sembra, in caduta libera dopo l'ottimo avvio di campionato. Le 4 sconfitte consecutive pesano, anche se in Puglia si cerca di serrare i ranghi. Ecco perché la trasferta proprio di Casarano diventa un altro test di maturità e per acquisire ancora più consapevolezza, quella consapevolezza che può far recitare ai rossazzurri un ruolo da protagonista fino alla fine del campionato. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.